cantieramento di qualsiasi opera pubblica in Italia in media, quindi c'è un minimo e un massimo, in media, sono 3.065 giorni. Quindi io mi rivolgo a chi ha responsabilità politica, a chi l'ha avuta e continuerà a livello europeo, attenzione, bisogna ripensare i meccanismi di finanziamento europeo anche in relazione a come si appaltano le gare. Bisogna disporre di strumenti di velocizzazione nell'appalto delle gare, se no 3.065 giorni sono quasi 10 anni. Bisogna velocizzare certamente, ma bisogna rendere dialoganti i sistemi. Altro problema che noi abbiamo è quello che il buon Dio ce lo conservi, del patto di stabilità. Mi spiega, sapete cos'è il patto di stabilità? È un rapporto numerico che raggiunto il quale tu non puoi spendere più un centesimo, rapporto tra spesa corrente, stipendi e spesa di investimenti, no? Me lo spiega qualcuno che cosa significa inserire la spesa comunitaria nel patto di stabilità? Ve lo dico io. Significa questo: per ogni euro che arriva dall'Unione Europea, lo Stato italiano, con partecipazione nazionale e regionale, deve metterci su un altro euro, perché sono interventi cofinanziati, no? Se noi mettiamo dentro il patto di stabilità anche la spesa comunitaria, arrivato a un certo punto la spesa nazionale si blocca, perché raggiungiamo quel livello che si chiama patto di stabilità e smettiamo di erogare risorse. Questo consente al bilancio nazionale di avere una disponibilità di cassa per poi, diciamo, tutte le prebende che, in modo assai più elegante di quanto faccio io, l'onorevole Fava ha definito più o meno putina. Noi blocchiamo la spesa nazionale perché facciamo quel che facciamo. E il problema è talmente importante che il commissario Hahn, in una lettera del 13 maggio 2011 al ministro Frattini, ha scritto queste parole: bisognerebbe riflettere sull'assoggettamento del cofinanziamento nazionale al patto di stabilità interno, che non fa altro che ritardare l'assunzione degli impegni e l'erogazione dei pagamenti alle imprese. Appunto, su questa cosa la politica, ma mi ci metto pure io, la politica deve alzare le barricate, deve tirare fuori dal patto di stabilità il cofinanziamento nazionale. In assessorato infrastrutture della regione siciliana, da ieri io ho dovuto bloccare la spesa perché ho raggiunto il livello di spesa che mi era stato assegnato. Non è accettabile, non è accettabile per i comuni virtuosi, che non possono fare la manutenzione della strada perché hanno raggiunto il patto di stabilità pure quando sono virtuosi. Non è accettabile. Questo è il primo e più forte elemento che incide sulla possibilità di programmazione, perché se tu arrivato a un certo punto ti devi bloccare la spesa, hai programmato un bel nulla. Aeroporto di Comiso, buone notizie. Diciamo che sempre in forza di quella propensione a litigare col mondo, ho assegnato un termine perentorio alla società che ha vinto l'appalto per la gestione dell'aeroporto di Comiso, perché il problema era che questa società non voleva, diciamo, subentrare nella gestione e aveva cominciato a occuparsi di sicurezza. Fantastico, no? Nel senso che è una società che dovrebbe occuparsi della gestione, dell'handling, di farvi le carte d'imbarco, di raccattare le valigie e possibilmente non perderle,
si era posto il dubbio se la torre di controllo fosse sicura. La mia domanda da sciocco quale sono è stata: scusate, ma voi con la torre di controllo che c'entrate? L'ENAV ha certificato che la torre di controllo è sicura, quindi voi adesso subentrate nella gestione. Il termine scade il 15 settembre, io ho già mandato i miei ispettori all'aeroporto di Comiso, questa volta stanno lavorando per assumere la gestione. A sua volta il comune di Comiso è intervenuto brutalmente, anch'esso intervenendo per la chiusura di questa storia, che io sono certo si chiuderà in 6 mesi, a prescindere dal fatto che io sia o meno assessore alle infrastrutture, argomento diciamo su cui è aperto il dibattito. Assessore Barca, sì. No, comunque mai mettere, diciamo, corridoio 1 e corridoio 1. Considerato il luogo in cui mi trovo, sono un po' imbarazzato, perché Callas, che non è un soprano, ma il commissario europeo ai trasporti, ci ha fatto sapere una cosa formidabile, che per lui e per la Commissione il fatto che a Malta ci si vada da Bari o da Messina non gliene può fregare di meno. Il commissario Tajani, che non è un noto bolscevico, persino monarchico se non ricordo male, ha fatto sapere: guardate che il corridoio 1 potrebbe diventare non più Berlino-Napoli-Messina-Palermo, ma Helsinki-Stoccolma-Bari, se non ricordo male, perché l'ha chiesto il governo italiano. Perché l'ha chiesto il governo italiano? Ora, io vi dicevo, e queste sono dichiarazioni che trovate sulla Sicilia di Catania negli ultimi 3 giorni sicuramente, ma su tutta la stampa, su Sole 24 Ore pure. Dicevo, sono un po' imbarazzato, perché che il corridoio 1, a parlarne qui, mi scuserete, che il corridoio 1 possa andare a Bari non mi pare esattamente una coincidenza. C'è un forte e buon per loro patto di azione a favore della Puglia tra il ministro Fitto e il presidente Vendola. Ma è questo: il ministro Fitto col ministro Matteoli hanno fatto una proposta alternativa sul corridoio 1, che lo vede dislocato a Bari, non a Pescara, a Bari. A Callas andrebbe bene anche che si fermasse a Pescara. E allora io d'accordo con voi sono. È una cosa intollerabile che il corridoio non sia più Berlino-Napoli-Palermo. Che facciamo? Stasera firmiamo una petizione perché non sia così? La mia firma è la prima. Però vorrebbe da dire che se Vendola è riuscito a creare questo conflitto per un GDP lombardo, probabilmente No. L'asse è stato creato su base territoriale. Non abbiamo per me discutibile privilegio di avere come conterraneo Fitto, e quindi questa è la storia. Tanto è vero che come dico io, che ognuno è una terra martoriata, e che sia come dico io sta nel fatto che, a seguito di una lettera scritta anche con il mio contributo dal Presidente Lombardo alla Commissione europea e al Presidente del Consiglio dei Ministri, il ministro Matteoli si è dovuto mettere le gambe in spalle e smentire assolutamente che il governo italiano abbia proposto una modifica del corridoio 1.